Rieccoci con la terza e ultima parte della prima puntata del 2024 del Sindaco Risponde. Sindaco Giordani, che Natale è stato per la città di Padova, quello che è andato in archivio ormai da pochi giorni? Quando parlo di Natale ovviamente parlo di festività natalizia a tutto tondo. Io penso piacevolissimo, perché ho visto la città frizzante, viva, piena di gente, piena di turisti sia stranieri che italiani. Io ho tantissimi complimenti per la città, per l'illuminazione, veramente, secondo me, anche i negozianti hanno fatto le vetrine, hanno fatto tutte, si respirava gioia davanti al comune. Sto togliendo l'albero stamattina. Stanno smantellando in questi giorni. Però Natale è una festa per la città ed è giusto che sia così, non solo sotto l'aspetto commerciale, sotto l'aspetto religioso, sotto l'aspetto anche emotivo, un periodo che penso sia positivo per tutti quanti, va utilizzato non solo per la parte commerciale ma anche pensando a chi ha la fragilità, a chi è più debole, chi ha problemi, però penso che Padova stia dando in questo senso. Veramente Padova sotto il salone è bello proprio passeggiare per Padova, la gente è contenta, serena, felice, contenta. Io di conseguenza ne sono molto orgoglioso. I miei assessori lavorano molto bene, dirigenti, funzionari lavorano benissimo, per cui non è facile organizzare queste cose. Abbiamo organizzato anche il palazzetto per quanto riguarda la pista del ghiaccio. Pensavamo di incrementare un po', abbiamo avuto delle divergenze con la sovrintendenza, però cerchiamo di adeguarci perché ovviamente... Tra l'altro sì, qualche novità c'è stata, perché per esempio la pista di pattinaggio dai Giardini dell'Arena l'avete portata in Prato della Valle, questo è riuscito? E ha funzionato benissimo quest'anno, ha funzionato meglio dei Giardini dell'Arena, ha funzionato benissimo. Infatti, il punto scorso mi ha detto: abbiamo visto che avete aperto la pista di ghiaccio, sono aumentati gli infortuni. Perché si slogavano le caviglie. Sì. Michelici stesso con la sua caviglia si è fatto male. Per cui, però volevamo migliorare la situazione, ma sotto l'aspetto sovrintendenza, meglio lasciare stare, siamo così. Prato della Valle è un gioiello, di conseguenza va tenuto bene, però devo dire, solo vedere il Prato della Valle illuminato. Prato della Valle è sicuramente molto suggestivo. Certo. Mi ha suggestivo, fa paura. Bello. Investite sempre molto sull'illuminazione a Padova, insomma, per quanto riguarda il periodo natalizio, ma quanto vi costa in proporzione alla spesa dell'elettricità di tutto l'anno e, seconda domanda, ritenete che ne valga la pena? Quanto costa? Onestamente non lo so. Costa, non penso tutto rispetto al consumo elettrico, penso l'allestimento costa. Però in questo caso anche i commercianti aiutano, tutte le varie associazioni aiutano, nel senso fanno anche loro dei pezzi, per cui c'è collaborazione in questo senso e l'assessore è molto bravo. Per lui il Natale è un periodo in cui è in fibrillazione, sta sempre attento a tutto. Poi credo che ci si cominci a ragionare già finito un Natale, qualche primo ragionamento lo si comincia a fare. Si comincia già a ragionare per il Natale prossimo. Chi portare, cosa fare. Videomap, per esempio, per me non è eccezionale quest'anno rispetto a 2 anni fa, sta cercando di trovare altre logiche. Il problema sono le risorse, perché più risorse si investono, più bello è solitamente. E non è facile, quest'anno abbiamo ritoccato in meno le risorse, per cui fare i nostri uffici secchi è sempre un po' difficile. Non è facile. Però adesso c'è riuscito. Per il secondo anno di fila avete sperimentato, diciamo, il Capodanno in Piazza Insurrezione. Quest'anno c'era Francesco Gabbanni, l'anno scorso c'è stato Max Gazzè. Ecco, com'è andata per quanto riguarda la festa del Capodanno? È andata molto bene, per fortuna c'è stata la pioggia, perché sennò diventava un problema, da quello che mi ha detto l'assessore. Perché ci sarebbe stata ancora più gente? Molta più gente, e diventava veramente un problema. Abbiamo sforato la capacità massima e di conseguenza andava tutto bene. Bisogna ripensare, mentre l'assessore ha Prato della Valle, perché c'è stata troppa affluenza, di conseguenza bisogna ripensare Prato della Valle. Tornerete a fare la festa di Capodanno in Prato della Valle? L'assessore sta facendo una valutazione, però siamo stati fortunati, tra virgolette, perché c'è stato un po' di pioggia, per cui è limitato un po' le persone. Se no diventa un problema, nel senso, perché sapete, per molti rimangono fuori. Motivi di sicurezza, bisogna, quando si è superato il limite, ben controllato. 7.000 era la capienza, se non vado errato. Siamo arrivati a 8.000, non ancora più, comunque siamo arrivati a filo. Quindi insomma, perché anche l'assessore Bressa... Sì, ma anche l'assessore Bressa ci diceva... Insomma, nei giorni precedenti a questo evento, che l'idea dell'amministrazione è quella di portare questi eventi fuori da Prato della Valle, cioè però valorizzare un po' tutte le piazze cittadine. Adesso mi dice che in realtà
alla fine la capienza di Prato della Valle... pensare al Prato della Valle perché è una piazza grande, in collaborazione con la Sovente bisogna ripensare un attimo, perché ripeto, siamo stati fortunati perché è stata pioggia, un po' di pioggia, se no diventava un problema. Sotto l'aspetto sicurezza sono dei limiti chiari, il Prato della Valle è diverso, è molto più grande, più bisogna togliere, è anche costoso come investimento, bisogna togliere tutte le barriere, bisogna fare delle operazioni importanti, però è un momento importante, non facciamo i fuochi perché per il discorso che eravamo al semaforo rosso, abbiamo fatto la famosa Brusa alla Vecchia per il semaforo rosso, purtroppo anche lì ha piovuto lì siamo stati sfortunati, nel senso i bambini, che è una bella festa, Brusa alla Vecchia, non sono venuti pochissimo, mi sembra 2000 calze anziché 7.000, 8.000, purtroppo pioveva, abbiamo cercato, sono stati anche bravi perché hanno spostato tutto quanto, una parte in Prato della Valle davanti a Santa Giustina e l'altra a San Gaetano, lo spettacolo, hanno improvvisato tutto, siamo accavati in qualche maniera, la pioggia è stata importante. Sindaco, da quelle che sono le vostre intenzioni ovviamente c'è ancora molto tempo, confermate ancora questa tendenza di rinunciare definitivamente al falò della Befana, al di là di quello che poi è il colore in base alla qualità dell'aria, cioè la mettete più come non rinunciamo al falò perché i limiti li abbiamo superati, ma rinunciamo al falò perché è giusto non inquinare? Non è ideologia questo, è cosa diversa. Come facciamo a dare un cattivo esempio ai nostri concittadini che in continuazione diciamo, non si può usare la macchina in questo periodo? Non fate questo, non usate il caminetto, tenete a temperatura bassa, dopo per primi facciamo un fuoco. Derogate. È chiaro che non è bruciando la vecchia che cambiamo le condizioni dell'ambiente, è solo un segnale, non è ideologia, è stare attenti all'ambiente, solo quello. Noi siamo ogni anno, al di là di quello che si vuole dire, migliora poco l'ambiente, migliora sempre, stiamo migliorando in continuazione. Siamo stati 3 giorni solo in semaforo rosso rispetto agli altri anni, per cui vuol dire che qualcosa è stato fatto, per carità, aiuta la pioggia, aiuta tutte queste cose, però sta migliorando l'aria decisamente. L'obiettivo però è assolutamente continuare su questa linea. Pensare all'ambiente è la cosa importante, la gente vuole pensare all'ambiente, vuole essere al sud, l'aria è l'esperienza, i bambini e gente anziana, per cui va rispetto a questo, anche gli altri, perché va rispetto a tutti quanti. Siamo in chiusura, grazie Sindaco di essere stato con noi in questa prima puntata del 2024 del nuovo anno del Sindaco Risponde. Ovviamente noi vi rinnoviamo l'appuntamento per tutti i martedì perché so che sarà un anno complicato. Vi chiedo di portare pazienza in questo periodo per avere una città più bella, più sostenibile, più vivace. Padova è già un gioiello, è sempre stato bellissima e lo sarà ancora di più nel tempo. Grazie allora al Sindaco di Padova Sergio Giordani, grazie a tutte le nostre telespettatrici, a tutti i nostri telespettatori per averci seguito in questa prima puntata del 2024 del Sindaco Risponde. Noi torniamo come di consueto martedì prossimo, adesso la linea all'informazione è a TV7TG. Arrivederci. Buonasera.